essere. Strade come fiumi di fango per le esondazioni dei torrenti, decine di abitazioni, campi allagati, pesante il bilancio della bomba d'acqua che ha colpito ieri sera i comuni trevigiani di Cornuda, Maser, Pederobba e Monfumo, vigili del fuoco e protezione civile al lavoro tutta la notte. Il maltempo ha colpito anche un sito patrimonio UNESCO, crollata una parte del muro di cinta di Villa Barbaro a Maser, Gioiello, Palladiano. Un'estate anomala, quella del 2018, con sole caldo di giorno e temporali anche violenti di sera, un'altalena che secondo gli esperti non ci lascerà per tutta l'estate. Maxi tamponamento in A4 fra 7 mezzi pesanti nel Veronese, 4 feriti tra cui 2 bimbi, traffico in tilt, ieri sera scorzè un camion, finito in un fossato. Indagini serrate per dare un volto e un nome al responsabile o responsabile dell'attentato al giornalista del Gazzettino Ario Gervasutti, solidarietà globale al professionista. Restano gravi le condizioni dell'anziana di Conegliano accoltellata dalla figlia che si è poi tolta la vita. La città sgomenta per il dramma. Si chiama Teen Zone della nuova area relax di oncoematologia pediatrica riservata ai pazienti adolescenti in cura a Padova. Ieri la inaugurazione. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre parlando della serata diventata poi nottata da incubo per tanti residenti e ovviamente anche per gli amministratori di quei comuni che sono stati colpiti dalla bomba d'acqua che ieri si è concentrata soprattutto nella zona dell'Asolano con Monfumo, Pederobba, Cornuda, che hanno visto esondare alcuni dei torrenti trasformando le strade in veri e propri fiumi di fango e di acqua con decine e decine di abitazioni ma anche attività e campi allagati. Una nottata di super lavoro, vigili del fuoco, protezione civile, sindaci e ovviamente gente in strada per cercare di ripristinare una normalità che a tutt'oggi, in questo momento non c'è. Allora, noi ci colleghiamo subito con la nostra Lina Paronetto che insieme a Nicoletta Rizzetto sta seguendo, sta documentando questa vicenda, ovviamente questo nuovo episodio di maltempo. Si trova, se non sbaglio, a Pederobba, uno dei comuni più colpiti dalla ondata di maltempo. Lina. Buongiorno Nicola, sì, siamo qui col gentilissimo signor Peruc, siamo alle Vada di Pederobba, una delle zone purtroppo più colpite, una decina di famiglie, ci diceva poco fa il sindaco, il signor Roberto, adesso vi mostreremo, insomma, sta cercando di recuperare il recuperabile, no signor Roberto? Avete avuto l'acqua, ci faccia rivedere fino a dove stanotte, signor Roberto? 65 centimetri. Eccola qua, si vede bene il segno. Cosa ci racconta di questa notte? Com'è andata? Cosa vi posso raccontare? Ho visto la pioggia che ha cominciato alle 7, 7 e mezza lì e dopo ho controllato alle 9, era tutto ok, alle 10 è cominciato a uscire l'acqua dai campi qua e è arrivata qua. Avete avuto anche paura, ci dicevate poco fa. Sì, ma non tanta. E c'è stata anche tanta solidarietà però qua in paese? Sì, quello sì. Tra residenti, insomma, ci si è dati per fortuna una mano. Voi state provando adesso, insomma, a vedere se gli arnesi, gli attrezzi funzionano ancora? Ma non penso che qualcosa deve funzionare perché bisogna, ma quello che sono capace faccio, l'altro porterò a vedere. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche. Per forza. Questa è la situazione in questa abitazione, Nicola, ma lanciamo pure il servizio dalla regia con le immagini di questa notte davvero impressionanti. Ricordiamo che ci sono stati interventi in 4 comuni, circa 23 interventi dei vigili del fuoco tra Pederobba, Monfumo, Maser e Cornuda, altro centro in cui ci sposteremo più tardi, in cui la situazione davvero è stata drammatica questa notte. Intanto prego la regia di mandare il servizio. Guardate che macello, esondazione torrente Muson, guardate le auto, melma e fango che scendono ovunque. Cominciano così, con immagini impressionanti attorno alle 20, la serata e la nottata più lunghe per interi paesi della Castellana e dell'Asolano. Cornuda, Monfumo, Maser, Carano San Marco, Pederobba, ma è soprattutto tra i primi 2 comuni che inizialmente il disastro assume proporzioni di emergenza.
Il nubifragio, una vera e propria bomba d'acqua, si abbatte in pochi istanti. Inizia a piovere poco dopo le 19, in un'ora è l'inferno. I torrenti si ingrossano, gli argini cedono, acqua e fango esondano, riempiendo strade, case e campi. Muson e Rubianco, i torrenti diventano laghi e invadono tutto. È un disastro. Guardate. La pioggia continua, poi smette di cadere, ma in alcune zone l'acqua comincia a rifluire svelando tappeti di fango. L'hai visto, mister Compagno? È proprio un disastro. Ma non è finita, poco dopo le 21:30 l'emergenza coinvolge anche la località di Villa Raspa, sempre nel comune di Cornuda, e la località di Levada, nel comune di Pederobba, dove la massa d'acqua si sposta facendo tracimare un altro canale, il Nasson. A Maseri intanto, sotto i colpi del maltempo, crolla anche una parte della cinta muraria di Villa Barbaro, capolavoro palladiano inserito nel patrimonio UNESCO dell'umanità. Le chiamate ai vigili del fuoco non si contano, decine e decine di abitazioni con problemi. Fortunatamente non si registrano danni a persone, tranne per il caso di una ragazza scivolata malamente a Cornuda e finita all'ospedale con ferite lievi. I vigili del fuoco con numerose squadre in campo, la protezione civile, i sindaci dei territori coinvolti, ovunque si lavora per tutta la notte per cercare di ripristinare un minimo di normalità. Si cerca di tornare alla normalità, ma è dura, mentre si comincia a stilare una conta dei danni tutta da calcolare tra abitazioni, attività e colture perdute. Un maltempo che non dà tregua e che fa guardare con inquietudine il cielo ogni volta che cala la sera. Allora, fra poco cerchiamo di ripristinare il collegamento con Pederobba, con la nostra Lina Paronetto. Allora, dicevamo, lo si diceva anche nel servizio, adesso ogni giorno di fatto con questa estate anomala si guarda il cielo di sera con molta preoccupazione, è un'estate anomala che secondo i meteorologi è destinata a continuare. E la chiamano estate, ma in realtà sembra più una primavera tropicale, quella che alterna mattinate di sole cocente a piogge torrenziali, con forti raffiche di vento che in alcuni casi sono diventate vere e proprie trombe d'aria. Tutta colpa dell'anticiclone delle Azzorre, che quest'anno ha cambiato il suo posizionamento. Dall'Atlantico, quasi a ridosso appunto delle Azzorre, è passato all'entroterra spagnolo, che vuol dire per noi un vero e proprio cambiamento climatico. Da quella posizione non ha la forza necessaria per proteggere un po' la nostra penisola, anzi la sfavorisce in quanto mette in moto un movimento di masse d'aria che poi danno vita a degli impulsi di aria fresca che colpiscono e stanno colpendo le nostre zone. Molteplici le cause di questo spostamento di asse, non ultimo il riscaldamento del pianeta. Una situazione nuova rispetto all'impatto di quest'aria in questo periodo dell'anno, che sta di fatto mettendo in crisi tutti i modelli matematici di previsione. Così bisogna tornare alle vecchie e consolidate pratiche e soprattutto all'esperienza della lettura delle carte sinottiche. Possiamo dire che questa situazione di criticità continua ancora, quindi avremo nei prossimi giorni sole splendente, temperature oltre i 30 gradi, ma attenzione, c'è sempre questa possibilità, in modo isolato, in modo molto come dire, temporaneo, questa possibilità che un impulso di aria fresca, mancando, ripeto, la protezione dell'anticiclone, dia vita ancora a dei temporali. Naturalmente con più possibilità, con più probabilità sui rilievi a ridosso degli stessi. Torneremo fra pochissimo a ricollegarci con le aree colpite dal maltempo. Intanto vi raccontiamo di un altro schianto in A4, un'altra mattinata difficile, questa volta tra i casali di Peschiera e Sirmione, siamo nel Veronese in direzione Milano. Per cause ancora vario degli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud si è verificato questo schianto, tamponamento che ha visto coinvolti 7 mezzi, un pullman che trasportava turisti stranieri, un mezzo pesante e 5 auto. L'allarme è scattato verso le 9:40 e la centrale operativa di Verona Emergenza ha inviato sul posto l'automedica e le ambulanze. Si segnalano 4 feriti, 2 adulti e 2 bambini trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Peschiera. Pesanti ovviamente i disagi alla circolazione con circa 10 km di coda in direzione ovest segnalati. E intanto nel Padovano a Galzignano un'auto è finita in una scarpata facendo un volo di 6 metri. Un volo di 6 metri in un dirupo. Alle 13:15 di lunedì i pompieri di Abano sono intervenuti a Galzignano Terme per soccorrere l'autista di una Citroen C3. Con i sanitari del SUEM 118 hanno estratto il ferito, rimasto bloccato al posto guida. L'uomo è poi stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.
Ieri sera invece i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 245 via Castellana a Scorzè per un auto articolato che era finito parzialmente, come vediamo in queste immagini, nel fossato che corre lungo la strada. I pompieri sono arrivati con 2 squadre, tra cui l'autogru, e hanno operato per scaricare il rimorchio su cui erano caricate macchine operatrici per l'asfaltatura delle strade, per poi procedere al recupero del mezzo. Sul posto anche il personale di ARPAV e del comune con dei panni assorbenti per una perdita di gasolio che si è riversata, come vediamo, nel fossato. Le operazioni di soccorso e recupero dei vigili del fuoco sono durate per un paio di ore. E adesso torniamo, vedo di nuovo Lina Paronetto in collegamento da Pederobba. Allora torniamo, Lina, abbiamo visto cosa è successo nelle ultime ore, abbiamo visto anche il perché di questa estate anomala con le parole dell'esperto meteorologo, il colonnello Iannicelli. Allora, cosa ci puoi raccontare adesso, dove ti trovi? Ci siamo spostati, prima purtroppo il collegamento si è interrotto perché avevamo provato a entrare in un seminterrato per mostrarvi in diretta appunto le immagini che comunque vedrete al TG di questa sera. Possiamo dirvi che l'acqua in questa stradina è arrivata dai campi, è arrivata da dietro e ha percorso questa strada tra le case. Vedete laggiù le assi infatti messe nella recinzione di quella casa per evitare che l'acqua tracimasse. Chiedo alla nostra Nicoletta di seguirmi perché vorrei mostrarvi il centro di Levada di Pederobba. La situazione adesso è tornata naturalmente alla normalità per chi non ha subito i danni. Questa è la strada che ieri sera era invasa letteralmente dall'acqua, era di fatto un fiume. Il sindaco, come dicevamo prima, ci ha detto che sono una decina le famiglie che sono state colpite da questo fenomeno sicuramente eccezionale, davvero una bomba d'acqua. Ci ha detto che è durata mezz'ora e adesso il comune cercherà di valutare come andare incontro alle necessità di queste famiglie che sono rimaste colpite. Vi facciamo vedere altre abitazioni. Prima stavamo sentendo anche qui i pochi residenti, molti sono andati a lavorare questa mattina. Vedete anche qui il cortile era un lago, ci ha detto un'anziana che si stava preparando il pranzo poco fa. Noi tra poco ci sposteremo a Cornuda dove, come dicevi nel servizio, c'è stata davvero un'altra situazione molto critica questa notte. Ci sta aspettando il sindaco, andremo anche a vedere la cinta muraria di Villa Barbaro a Maser per comprendere anche lì l'entità di questo danno. I vigili del fuoco ci hanno spiegato che l'acqua da Cornuda attraverso i canali che scorrono in questi territori a un certo punto è arrivata qua giù con violenza e dai campi si è riversata nelle abitazioni. Ora starà alle amministrazioni comunali naturalmente cercare di dare una mano alle famiglie che si sono ritrovate come il signor Roberto che abbiamo visto prima, con i seminterrati e le taverne allagate. Qui in piazza San Michele a Levada di Ponte di Piave, la vedete, non era la prima volta in realtà che l'acqua lambiva le case. Là dietro, in realtà nella casa del signor Peruc che abbiamo visitato prima, invece ha detto un fatto del tutto eccezionale. Abbiamo avuto paura perché l'acqua non si fermava più. Adesso Nicola noi ci sposteremo ulteriormente naturalmente per raccogliere più materiale possibile per i nostri telegiornali di questa sera. Grazie Lina Paronetto, Nicoletta Rizzetto, e buon proseguimento, buon lavoro, grazie davvero. Adesso noi torniamo a parlare delle indagini sui 5 colpi di pistola sparati contro l'abitazione del giornalista del Gazzettino ed ex direttore del giornale di Vicenza Ario Gervasutti. 5 colpi di pistola nitidi, sparati a distanza ravvicinata, più o meno una ventina di metri, in sequenza rapida. Ci siamo svegliati immediatamente convinti che fosse una rapina o uno scambio di colpi tra banditi. E invece mio figlio è uscito dalla camera dicendo che ci hanno sparato in casa. Proseguono a tutto campo le indagini delle forze dell'ordine sull'attentato all'abitazione del giornalista Ario Gervasutti. La prima pista è quella legata alla sua professione, ma in questa fase delle indagini, che rimangono comunque avvolte nel riservo, gli inquirenti non possono escludere altri moventi. Per ora restano intanto quei buchi di proiettile che hanno crivellato il muro esterno dell'abitazione del giornalista. Alcuni hanno centrato la finestra della camera di uno dei figli, infrangendo il vetro e conficcandosi sulla parete. Sono stati attimi di terrore, le conseguenze degli spari potevano
potevano essere drammatiche. Acceso la luce e ho visto 2 colpi sul soffitto, uno sul muro a 1 metro dalla testata del letto di mio figlio e uno conficcato nell'armadio. L'attentato all'ex direttore del giornale di Vicenza, ora nell'ufficio centrale del Gazzettino, ha destato una profonda sensazione non solo a Padova. Solidarietà al giornalista e condanna per l'attentato sono arrivate da tutta Italia, dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Ministro degli Interni Matteo Salvini, assieme a deputati e senatori di tutti gli schieramenti politici. Solidarietà e condanna sono poi arrivate dalla Regione Veneto attraverso il governatore Zaia e il Presidente del Consiglio Ciambetti, la Presidente dell'Anci del Veneto Maria Rosa Pavanello e il Sindaco di Padova Sergio Giordani, Massimo Finco, Presidente di Assindustria Veneto Centro e Cristian Ferrari, Segretario Generale della CGIL del Veneto, oltre a tutto il mondo della stampa. Spero che siano vicinanze eccessive, nel senso che appunto spero che si sia trattato di un errore. La cronaca ci riporta a parlare di un tentato omicidio avvenuto a Chioggia ieri sera in zona Borgo San Giovanni, quando un 42enne di nazionalità marocchina è stato appunto colpito da più di un fendente lungo la strada, una aggressione a coltellate su cui stanno indagando i carabinieri e su cui potrebbero esserci novità nelle prossime ore. Il protagonista della vicenda, la vittima, è stato stabilizzato per essere trasferito in ospedale. Il reato per cui si sta indagando è quello di tentato omicidio e anche si cerca di capire quale potrebbe essere il movente di questa aggressione, forse di tipo familiare, ma ovviamente bisognerà sentire la vittima prima di poter aggiungere questo ulteriore dettaglio alla vicenda. Tentato omicidio che c'è stato, come abbiamo raccontato ieri, anche a Conegliano, la tragedia di Conegliano di quella 57enne impiegata che ha appunto accoltellato la madre, poi convinta di averla uccisa si è tolta la vita ingerendo dei barbiturici. La anziana Lina Antiga, 88enne, pugnalata all'addome dalla figlia, resta in gravi condizioni all'ospedale. Sono stazionari ma appunto gravi le sue condizioni e non viene ovviamente sciolta la prognosi. La tragedia, come dicevamo, è stata scoperta ieri a Conegliano, ma l'accoltellamento, stando allo stato del cadavere della figlia, sarebbe avvenuto almeno 24 ore prima. Dare l'allarme i vicini che hanno chiamato i soccorsi e i carabinieri e lo sgomento che resta in città per questo fatto. Sono casi che quando si sentono in lontananza, in altri posti, in altre province, più di tanto non ci tocca, però quando che succede davanti casa con delle persone che si conoscono da decenni è veramente una cosa triste. L'incredulità e lo sgomento tra residenti e commercianti di via Vital, prima periferia di Conegliano, per la tragedia che si è consumata tra le mura di casa Rosolén. Il padre di Franca, Francesco, calzolaio, è morto da una quindicina d'anni. Gli acciacchi della madre negli ultimi mesi erano peggiorati e gestirla era sempre più complicato. E così, nella mente della 57enne, affetta da una seria forma di anoressia, è scattato qualcosa. Non la si vedeva in giro quasi mai, dicono in zona. Andava a lavorare proprio, sì, nel senso una persona, come che posso dire, anche visto il posto dove che lavorava, sicuramente valida, ecco. Una donna dal percorso complicato, si limita a dire il sindaco Fabio Chies, anche lui è arrivato in tarda mattinata sul luogo della tragedia, ma non per questo una situazione giudicata a rischio, tanto che la famiglia non era seguita dai servizi sociali del comune. Perché ultimamente non c'è stata nessuna avvisaglia, per quello dico un caso assolutamente inaspettato di una famiglia che sembrava avesse un equilibrio normale, insomma, non ci fossero problemi di questo tipo. Ora l'attenzione dell'amministrazione comunale si sposta sull'88enne ricoverata in ospedale. In serata le sue condizioni sono date in peggioramento. Il sindaco tuttavia desidera andare a trovarla e lo farà se e quando sarà possibile. Ho parlato col fratello, anche lui con massima dignità, adesso gli abbiamo detto che appena speriamo stia un po' meglio sicuramente mi recherò a salutarla, anche per portargli il cordoglio e la vicinanza di tutta la nostra città. Lo scontro sui vitalizi, protagonista ieri sera a Ring, nella puntata del nostro talk show del lunedì, ma lo vediamo dopo la pubblicità. Domenica. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione, dunque la
questione, il caso taglio dei vitalizi è stato uno dei temi principali, il tema principale della puntata di ieri sera di Ring, il nostro talk show del lunedì sera, e ovviamente c'è stata uno scontro su questa vicenda, rischio che tra qualche anno lo Stato sia costretto a restituire tutto agli ex deputati, ha detto l'avvocato Maurizio Paniz, che è uno dei legali degli ex parlamentari che hanno pronto un ricorso. E poi la polemica sulle pensioni d'oro. Vediamo allora una parte della trasmissione di ieri. 3.000 euro presi fino a ieri, avrà qualche possedimento, avrà qualche... Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto che abbia qualche possedimento? No. Chi l'ha detto? Questo signore, se non ha fatto altro, che ha fatto magari 5 o 6 legislature, quando le ha fatte, nel periodo nel quale poteva produrre, dai 30 ai 55 anni. Con 3.000 euro al mese probabilmente scopriamo che viveva in una panchina della stazione. Cioè, ma no, che ridicolaggine è questa? Stiamo parlando di robe assurde, perché non credo che una persona che percepiva 3.000 euro fino a ieri non abbia neanche una casa di proprietà. Non è mica detto. Lo trovo abbastanza paradossale. Può darsi che abbia la casa di proprietà, ma se anche ha la casa di proprietà può vivere con 250 euro al mese, lo capite che è una casa di proprietà. Cioè lei conferma, avete querelato Di Maio? Di Maio è stato querelato perché ha parlato di privilegi rubati. E adesso ne prenderà un'altra di querela, per quanto ne so io, perché ha detto Ma ha seguito lei questa querela? Io l'ho preparata e l'ho mandata. Poi c'è chi l'ha inoltrata, non le faccio il nome. La prossima credo perché ha detto che gli ex parlamentari sono dei parassiti. Un conto è il diritto acquisito, un conto è l'aspettativa del diritto. Quella che è stata toccata con la legge Fornero è stata l'aspettativa del diritto. La rivalutazione. Tutte le volte in cui è stato toccato il diritto acquisito, lo Stato ha sbagliato, e anche nei confronti di persone che hanno subito effetti della legge Fornero lo Stato è stato costretto a rimetterli in carreggiata e a pagare tutto quello che aveva sbagliato a pretendere. Prendiamo il primo, così arriva subito il primo. Uno di quelli che è quello che avrebbe il taglio maggiore, no? Antonio Zanforlin, meno 81%. Allora, qual è il criterio? E questo non lo dico per i parlamentari, non mi interessa, lo uso come termine di principio. C'è una sproporzione o no nel taglio? Cioè, allora, 3.000 è troppo? Non lo so, discutiamole, ma 500 è poco? Oggettivamente, non so che vita fa questo signore. Un dibattito destinato ovviamente a durare anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Adesso invece a Mestre, perché Tommaso Stoppa in collegamento telefonico ci racconta importanti novità sul futuro di uno dei simboli, uno dei buchi neri del degrado di Mestre, ovvero l'area dell'ex Umberto I a Mestre. Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Mestre, dove ci sono novità sull'annosa vicenda dell'ex ospedale Umberto I, il famoso buco nero a 2 passi dal centro, che negli anni è diventato luogo di spaccio, degrado, che naturalmente ha portato all'esasperazione i residenti della zona. Ora ci sarebbe una nuova società interessata a subentrare dopo il fallimento della DNG proprietaria dei terreni, e quindi ci sarebbe una possibilità di realizzare qualcosa all'interno di questa vasta area dove ci sono ancora i padiglioni in rovina dell'ex ospedale di Mestre. È una possibilità naturalmente tutta da verificare, si parla di un interesse ad entrare nella procedura di fallimento con una proposta di concordato che porterebbe a coprire un 30% dei debiti attualmente in mano alle banche, e quindi in cambio avere una parte di queste aree che valevano qualche anno fa, quando era in piedi l'accordo firmato con la vecchia amministrazione comunale, ben 52 milioni di euro, adesso il valore stimato è di 15 milioni. Questi privati sarebbero disposti a offrirne 12, naturalmente ci vuole il via libera del curatore fallimentare e poi quello dei creditori, per cui una strada tutta in salita, ma nella zona si ricomincia a sperare che qualcosa possa finalmente, seppure non immediatamente, cambiare. Per il momento non c'è altro da segnalare da Mestre, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali.
Grazie a Tommaso Stoppa. Da un simbolo del degrado a un'eccellenza della sanità veneta, l'oncoematologia pediatrica di Padova, che ieri ha inaugurato una nuova area, si chiama Teen Zone. Un'area di 400 metri quadri a misura di adolescente, comprensiva di un centro ricerca clinica, uno studio destinato ai colloqui dei ragazzi con gli psicologi, ma anche un'area per il cinema e la musica o lo svago e il relax in generale. L'hanno ribattezzata Teen Zone ed è la nuova area dedicata ai pazienti adolescenti ricoverati all'oncoematologia pediatrica di Padova. È una svolta nazionale questa, cioè non esiste che una casa diventi un day hospital oncologico pediatrico. Però di fatto siamo riusciti, lottando, siamo riusciti a crearlo, perché si immagina sempre l'ospedale come un ospedale, noi volevamo immaginarlo come una casa, dove questi ragazzi devono stare sereni, tranquilli, soprattutto rilassati. Un'area che al momento non ha uguali in Italia. Tra le autorità presenti al taglio del nastro, oltre al governatore Zaia e al sindaco Giordani, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Questi ragazzi ci insegnano molto. L'idea che ti colpisce, che pure un'età così difficile come quello dell'adolescenza, loro danno speranza. Poco c'entra la crisi adolescenziale, qui pur nella difficoltà, nel dolore, loro lanciano un monito, ce la possiamo fare sempre. Circa il 35% dei pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica tra i 14 e i 18 anni, un'età in cui i bisogni diventano molto diversi rispetto a quelli dei bambini più piccoli. Questo è l'esempio di come si può vedere al di là di quello che è la semplice assistenza, perché rendere un qualcosa nella vita che sia della loro normalità è quello che noi vogliamo, perché questo è solo un momento che loro passeranno. C'è un prima e un dopo, ma non è vita a sé stante, è un futuro che loro devono cogliere e sapere che è un futuro. E di sanità parliamo a ore 13, subito dopo il nostro telegiornale. Martedì, come sempre, la sanità è protagonista a ore 13. Parleremo di nuove frontiere della chirurgia ortopedica e traumatologica. Ospiti in studio Michael Memminger, primario di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Montebelluna, Claudio Melchior, primario di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto, e Vincenzo Di Stefano, direttore unità operativa della chirurgia spinale dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Poi questa sera 20:10 con ospiti in studio Stefano Busolin, presidente di Asco Trade, e Walter Rigobon, presidente di Adiconsum Veneto, e poi alle 21:15 torna Diversamente Veneto, il programma di Jesus Leni Gomes, la bella e brava imprenditrice brasiliana che ha girato il Veneto e che ci racconta questa sera un'altra tappa del suo singolare viaggio nel Veneto. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo, precipitazioni quasi del tutto assenti. Vediamo il dettaglio di martedì 17 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio sarà possibile una lieve instabilità sui rilievi del Bellunese, anche con qualche rovescio o temporale associato. Sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e occasionali acquazzoni sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 17 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino. Col passare delle ore si accenderà l'instabilità, con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili soprattutto sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.